Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nostra seconda giornata di lavori di Sardegna Mediterranea, l'isola del genio e dell'ingegno. E siamo qui a presentare un momento importantissimo di tutto questo programma, un programma basato su un filo conduttore che è il mare e chiaramente investe tutta una serie di tematiche del mare e chiaramente in tutto questo, essendo noi un'isola, la Sardegna, abbiamo voluto invitare l'isola maggiore di questo Mediterraneo. Abbiamo voluto portare la Sicilia qui da noi, a Cagliari, sentire loro, capire fondamentalmente quella che è il loro modo di agire, quella che è la loro politica di sviluppo culturale di una terra straordinaria che rispetto alla nostra guarda oriente, guarda meridione, mentre questa nostra Sardegna è aperta invece sì sul Tirreno italico, ma soprattutto ha uno sguardo verso occidente. È un po' quello che ci siamo detti anche nella giornata di ieri, per cui io, per non farla troppo lunga, tenendo conto che il messaggio principale lo mandiamo prevalentemente alle nuove generazioni, alle scuole. Non è un caso che il nostro pubblico privilegiato sia questo, deve essere questo. Voi ragazzi di tutto questo dovete farne tesoro. È un'occasione importantissima, è un'occasione che dobbiamo cogliere, perché in realtà quel ruolo all'interno del Mediterraneo noi ce lo dobbiamo riprendere da sardi. Bene, detto questo, passo la parola all'onorevole Scarpinato. L'onorevole Scarpinato che saluto, eccolo qui, un applauso, grazie. Buongiorno. Che abbiamo voluto proprio come responsabile del settore beni culturali della Regione Sicilia e dell'identità siciliana. Mi ha colpito moltissimo questo, anzi a me farebbe molto piacere che anche i nostri, prima o poi, possano, avere un'attenzione maggiore su questa parolina magica che detta così può essere nulla e che in realtà invece parla della tutela di un popolo. Bene, all'interno di quanto ci siamo detti, grazie intanto di aver accettato il nostro invito, grazie di essere qui con noi e le passo, la parola, perché logicamente queste parole vogliamo sentirle da voi, vogliamo sentirle dai protagonisti, di una terra sorella, di un'isola sorella. Prego. Sì, grazie. Intanto buongiorno e il mio saluto va a tutti i presenti. Sono molto dispiaciuto di non essere lì con voi, ma un impegno istituzionale importante. Oggi avremo il Presidente della Repubblica qui a Palermo che verrà a inaugurare il porto e quindi si parlerà anche di mare. Detto questo, mi volevo soffermare su quanto hai detto. Intanto stamattina la tematica che vede la Sicilia incontra la Sardegna per me è una tematica importantissima perché abbiamo, a mio avviso, la fortuna di vivere in queste due isole meravigliose. Per me sono le isole più belle del mondo. Detto questo, io sono assessore ai beni culturali e all'identità siciliana, hai detto bene, è il primo assessorato in Italia ad avere nelle proprie corde l'identità siciliana. Ma cos'è l'identità? Nel nostro caso l'identità siciliana. A mio avviso l'identità siciliana è il connubio di odore, sapore, cultura, mare. Il mare che per noi è ovviamente un elemento importante, mare e cultura per noi rappresentano un binomio inscindibile, un punto di forza del nostro governo e infatti la ricerca, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e archeologico sommerso. Io devo dire che
da appena 8-9 mesi che sono assessore ai beni culturali e abbiamo lavorato in maniera importante proprio nel cercare di valorizzare il mare, tant'è che il mare continua a regalarci frammenti della nostra storia. Posso dire che abbiamo fatto tantissime scoperte, tant'è che queste scoperte sono il frutto di uno studio ad hoc fatto dai nostri collaboratori, dai collaboratori dell'assessorato che ho l'onore di guidare. Il loro sforzo, il loro impegno, ma soprattutto la loro tenacia ci ha portato a dei ritrovamenti importanti che vanno a fare che cosa? A porre l'accento a quanto è importante la cultura, ma comunque la storia, la memoria di quello che è successo e di quello che è. Mi sentite? Mi sentite? Sì, la sentiamo benissimo, Assessore, prego. Pensavo fosse andata via la linea. Stavo parlando dei ritrovamenti che abbiamo fatto negli ultimi tempi, ne cito solo qualcuno. Settimana scorsa abbiamo ritrovato e abbiamo tirato fuori una nave a Marsala, una nave romana del IV secolo denominata Marausa II, perché in passato ne avevamo tirato fuori un'altra che era la Marausa I, scoperta nel 1999. Abbiamo trovato un rimorchiatore Curzola, affondato 90 anni fa, pressoché intatto al largo delle coste di Brucoli, ma nel contempo, gli ultimi due ritrovamenti, abbiamo tirato fuori 2 rostri. Vi faccio una breve premessa: noi in Italia abbiamo 29 rostri, di cui 28 sono solo in Sicilia, e per noi è un momento ovviamente importante perché li abbiamo collocati al Museo delle Navi che stiamo cercando di realizzare, perché questo fa parte di una visione. Io la definisco la visione strategica dei beni culturali. Noi abbiamo tirato fuori queste navi, questi rossi, e stiamo cercando di fare un percorso che collega più musei. Apriremo a breve il Museo della Nave a Gela, abbiamo il museo a Marsala, ma stiamo lavorando per aprirne ancora un altro qui a Palermo, proprio a testimonianza della programmazione e della progettualità che stiamo ponendo in essere per valorizzare il nostro mare e le bellezze che il mare continua a regalarci, che sono, lo ripeto, frammenti della nostra storia. Perché così come la Sardegna, mi è piaciuto quello che hai detto, la Sicilia per posizione geografica io la definisco, proprio perché è un po' più giù rispetto alla Sardegna, la capitale dell'Euro-Mediterraneo. Noi abbiamo avuto ovviamente la fortuna di ricevere le influenze di tantissimi popoli che sono passati dalla Sicilia, arabo, normanno, bizantino e quant'altro, che hanno contribuito a fare grande la storia della Sicilia e comunque dell'Italia. Momenti importanti, momenti programmatici degni di nota e di ampio respiro, proprio perché abbiamo cercato di collegare il mare, la storia, la cultura anche a quello che può essere l'implementazione dei flussi turistici, e quindi parlo di un turismo particolare. Noi abbiamo 26 itinerari culturali subacquei che sostanzialmente si snodano lungo i fondali siciliani, che consentono di ammirare reperti, relitti, siti archeologici proprio nei luoghi dove sono stati ritrovati. E allora delle due una, questi diciamo itinerari culturali subacquei ci danno sicuramente una spinta propulsiva, tant'è che io ne parlerò poi più avanti col collega. Ripeto, sono molto rammaricato di non essere presente, ma sicuramente lo sarò alla prossima edizione, perché per me il giusto connubio, la collaborazione, la sinergia, il teamwork che si può porre in essere con la Sardegna, che è una delle, io la definisco quasi una gemella in termini contingenti, quindi mare, sole, bellezze. Avremo modo e maniera di sicuramente lavorare in teamwork per cercare di continuare a far grandi le nostre isole, partendo sempre dal mare, che è per noi una delle risorse principali, sia sotto il punto di vista culturale ma anche turistico. Bene, Assessore, queste parole sono Grazie musica. per l'applauso. Sono musica per noi, musica nel senso che
ha aperto uno squarcio su delle cose che sono assolutamente straordinarie. 26 itinerari subacquei. Per noi creare itinerari subacquei in Sardegna è il prossimo degli obiettivi, e la Fondazione Monteprama, siccome si trova in un'area particolare della Sardegna, stiamo parlando della Sardegna centro-occidentale, del Golfo di Oristano, della penisola del Sinis, di un parco naturalistico e archeologico che si sta andando a rafforzare, troveremo sicuramente degli spunti interessanti. Anzi, ne approfitto, siccome la Fondazione Monteprama organizza ogni tarda primavera, inizio estate, un festival dell'archeologia. Io credo che questi argomenti possano essere portanti anche per la prossima edizione del festival, e allora mi permetto, a nome della Fondazione, al nome del suo presidente Anthony Muroni, di formularle un invito, e questa volta insomma speriamo di avere l'occasione di conoscerci, di vederci, e soprattutto stavolta in presenza. Benissimo, io ringrazio l'assessore Scarpinato per la sua gentilezza, per essere voluto essere comunque con noi in questa giornata importante. La saluto con un applauso a nome anche di tantissimi ragazzi che la stanno ascoltando e che l'hanno ascoltata con graditissimo piacere. Se mi permette, proprio per i giovani, voglio dedicare una citazione di Giovanni Paolo II. Un paese che uccide i propri figli è un paese che non avrà mai un futuro. Noi amiamo i nostri figli, loro sono il futuro, e lavoreremo proprio per cercare di valorizzarli, così come facciamo con le nostre terre. Grazie. Grazie di nuovo, a presto. Grazie, buona giornata. Grazie. Bene, andiamo avanti. L'ingegner Monica Stocchino, direttrice del segretariato del Ministero per quanto riguarda i beni culturali della Sardegna, nonché soprintendente di una soprintendenza grandissima che si occupa di archeologia, che si occupa di belle arti, che si occupa di paesaggio, un territorio abbastanza vasto, dall'area metropolitana di Cagliari alle province di Oristano e al sud Sardegna. Prego. Grazie. Ingegnere. Bene, devo dire che sono felice di intervenire di seguito alle parole dell'assessore della Regione Sicilia, che in qualche maniera introducono quello che è un tema che sarà di maggiore interesse nella mattina, che è in qualche maniera prendere contatto con una realtà che attiene alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale, anche subacqueo, ma culturale in generale, che ha una propria specificità, perché si nutre di una condizione totale di autonomia rispetto alle strutture dello Stato ed ha maturato esperienze ultradecennali in questo senso, del connubio che può esistere tra la tutela del patrimonio, la sua conservazione e la valorizzazione, in maniera più diretta. Forse i ragazzi non lo sanno, ma insomma in generale forse molti degli operatori qui presenti certamente lo sanno. Il codice assegna a strutture amministrative dello Stato la tutela e la conservazione del patrimonio culturale e demanda alle regioni e agli enti locali la sua valorizzazione. In questa sorta di dicotomia ovviamente le strutture dello Stato e le amministrazioni locali investono le proprie energie e le proprie risorse nel costruire programmi e sinergie utili al patrimonio e che facciano sì che il patrimonio svolga la sua funzione primaria, cioè quella di costituire elemento centrale della crescita sociale ed economica delle nostre comunità. Questo poi alla fine è lo scopo per cui conserviamo. La crescita culturale ovviamente è alla base della crescita sociale e noi riteniamo che non esista una crescita economica che non sia fortemente, saldamente ancorata su questi principi. Ora, mi dispiace invece, devo dire, di non vedere l'intervento dei nostri rappresentanti regionali, devo dirlo Giorgio, ma insomma mi auguravo di invece sentire il loro punto di vista proprio in relazione alla possibilità di confrontarsi sulle tematiche che in qualche maniera li coinvolgono, anche perché viviamo una stagione nella quale
si costruiscono aspirazioni, no? Ad ottenere dall'amministrazione centrale dello Stato prerogative ulteriori rispetto a quelle che già le strutture regionali hanno. E quindi se davvero si vogliono costruire le condizioni perché queste prospettive si attuino, no? E questa mi pare essere la tendenza e l'aspirazione della nostra amministrazione anche regionale, per quanto ho potuto leggere, per quanto ho potuto sentire, è chiaro che confrontarsi con chi queste esperienze già le ha maturate e con chi le difficoltà di questa visione differente le ha già affrontate sarebbe stato decisamente un fatto importante, secondo me. In ogni caso noi ci faremo carico di in qualche maniera di trarre da questo incontro, che in questo senso mi aspetto decisamente proficuo e produttivo, gli elementi da poter trasferire anche ai tavoli nei quali con i soggetti istituzionali regionali ci confrontiamo, gli elementi appunto di questa crescita o comunque di una visione differente che potrà comunque arricchire la nostra. Per entrare invece nel tema che riguarda queste giornate, e cioè il rapporto tra la Sardegna e il Mediterraneo visto come infrastruttura, grande infrastruttura primariamente culturale sulla quale si esplica la vita, l'esistenza di comunità che hanno lasciato ciascuna il proprio segno nel tempo e cui segni noi oggi traiamo dal mare, no? Nell'ambito delle operazioni appunto di archeologia subacquea ad esempio, ma anche nel momento in cui cerchiamo di utilizzare il mare, no? Per le necessità più attuali, la sua infrastrutturazione in funzione delle esigenze delle tecnologie attuali, la sua gestione in termini di superficie nella quale possiamo svolgere delle rotte, metterci in contatto con altri, far transitare merci, eccetera. Ecco, per tornare a questo tema, mi piace ricordare quello che ho detto ieri, ma lo ridico, cioè gran parte delle nostre comunità vivono in simbiosi, in rapporto simbiotico col mare. Dicevo ieri, il 30% della popolazione italiana sta sulle coste, non è un dato da poco. Significa che nel mare trova prospettiva l'esistenza di tantissimi di noi. Questo rapporto tra comunità e mare non è ovviamente, forse ieri ho fatto un accenno che ha fatto intendere che il nostro rapporto con mare, anche come uffici preposti alla tutela, si limitasse a una sua, diciamo, un'azione più che altro contemplativa, no? Di salvaguardia degli aspetti estetico-tradizionali del nostro rapporto col mare. In realtà il nostro rapporto col mare è un rapporto di immediata vicinanza, un rapporto d'uso, come per il resto del territorio isolano. Il codice assegna alle soprintendenze, che siano autonome o meno, la tutela di una porzione di territorio marino che va 12 miglia marine oltre le 12 miglia del mare territoriale. È un territorio notevole che noi tuteliamo dal punto di vista appunto della preservazione degli elementi che su questo territorio in qualche maniera si conservano, della storia pregressa delle nostre comunità o dei popoli che ci hanno preceduto su quella terra, e che tuteliamo anche sotto i profili connessi a un corretto utilizzo che mantenga gli elementi salienti dei dati culturali che su questo territorio si depositano. L'esperienza più recente ci vede particolarmente impegnati, per esempio, nel dover valutare interventi che principalmente appunto usano il mare in funzione infrastrutturale, no? Le pale eoliche, il Tyrrhenian Link, cioè le grandi infrastrutture di trasmissione dell'energia elettrica. È l'atteggiamento che noi costantemente ci proponiamo di fronte a queste infrastrutture. Ovviamente non sta a noi valutare la prevalenza di interessi che sono comunque concorrenti rispetto al patrimonio che il mare stesso costituisce. L'atteggiamento col quale ci poniamo è quello di preservare, per quanto possibile, gli elementi di un uso storico e tradizionale di quel contesto che sono parte integrante della storia delle nostre comunità. In questo senso, per esempio, garantire un uso tradizionale degli specchi d'acqua marini è in realtà una finalità che attiene alla possibilità di conservare anche quel sistema culturale che intorno a questo uso si è sedimentato.
e consente spesso di garantire la permanenza nei territori delle popolazioni che intorno a quei sistemi culturali, che sono anche sistemi economici, si sono in realtà insediate. Quindi in realtà non si tratta di una visione meramente estetizzante del tema del paesaggio culturale, è una visione concreta che si fonda sulla possibilità di conservare degli elementi storici rilevanti, storico-culturali rilevanti del nostro esserci sedimentati in quel territorio che è anche un territorio marino. Mi piace ricordare in questo senso che quel paesaggio che noi tuteliamo, lo dico in senso lato, intendendo paesaggio come luogo, come diceva Gambino, nel quale si depositano le aspirazioni delle comunità. È un paesaggio stratificato, ma anche, multidisciplinare in realtà, no? Che è fatto di tutto quello che sul paesaggio si sedimenta, che sia la nuova tecnologia e che sia l'antico. È quel paesaggio che noi siamo preposti a tutelare. Ho detto ieri, no? Che in realtà ci sono delle ragioni anche normative, no? che ci invitano ad approcciarci al tema del paesaggio marino con degli strumenti importanti, anche organizzati, anche amministrativi importanti, quali sono appunto l'istituzione di specifici uffici. L'articolo 94 del codice ci assegna quella competenza specifica rispetto alla tutela e alla conservazione del territorio marino oltre la costa, e sulla scorta della ratifica della Convenzione della tutela del patrimonio subacqueo del 2001 a Parigi, il nostro Ministero ha di fatto favorito l'istituzione della Soprintendenza Nazionale del Mare più tardi nel 2019, ma la Regione Sicilia già dal 2004 aveva istituito la Soprintendenza del Mare. È qui che ci interessa cogliere e raccogliere i dati di un'esperienza che è ben più lunga della nostra. La Soprintendenza Nazionale del Mare poi agisce come soggetto coordinatore, no? Delle attività, o meglio di indirizzo, di raccordo delle attività che sono in capo alle singole soprintendenze. La Soprintendenza del Mare siciliana, ci diranno i colleghi, sicuramente agisce con maggiore autonomia e in maniera diretta sulla tutela del patrimonio. In questo senso per noi è importante il confronto, è importante capire gli strumenti, le metodologie, quindi siamo qui pronti ad ascoltare e ad accogliere elementi rilevanti. Per nostro conto contribuiremo nell'arco del pomeriggio, no, al dibattito, agli elementi di conoscenza che attengono appunto al rapporto che abbiamo con questo mare Mediterraneo e con la stratificazione degli elementi culturali che su di esso si sono depositati, con una serie di interventi che, ve lo dico già ora, che considereranno diversi aspetti del nostro rapporto col mare. Gli archeologi ci parleranno di luoghi e di siti che vivono e esistono per il loro rapporto simbiotico col mare, di siti archeologici che oggi noi conosciamo, ricerchiamo, documentiamo, scaviamo, no? Sono oggetto di progetti di ricerca. Ci parleranno di Nora, ci parleranno di Bitia, ci parleranno, credo, di Sulchi, e il collega ormai emerito Ignazio Sanna ci parlerà di una lunga esperienza di lavoro di archeologia subacquea. Purtroppo è andato in pensione qualche tempo fa, però insomma era il nostro archeologo subacqueo che ci parlerà di questa esperienza. E devo dire che parleranno, credo, anche i colleghi della relazione che adesso si pone appunto così importante con il sistema di infrastrutturazione del mare che ci sta coinvolgendo. Io mi siedo ad ascoltare con molta curiosità l'esperienza degli amici siciliani, ecco. E per il resto saluto e auguro buon lavoro. Grazie Ingegner Stocchino. Invito ora l'architetto Bruno Billeci, omologo della nostra soprintendente, in questo caso, soprintendente per le province di Sassari e Oristano. Prego, professore. Buongiorno, grazie, rinnovo i ringraziamenti per l'invito. Io volevo parlare di altro, però poi con Giorgio abbiamo fatto una breve discussione prima e mi ha pregato di soffermarmi su alcuni punti. Io cercherei di sfruttare oggi l'occasione che ci vede insieme a tanti ragazzi, no? Quindi riprenderei alcune delle cose dette dalla collega e forse cercherei anche di aggiungere elementi, perché spesso è anche confuso per noi addetti ai lavori
confuso e in continuo divenire come è articolata la tutela in Italia e come è articolata la tutela in regioni che hanno uno statuto speciale come è autonomia, come la Sicilia. Intanto dobbiamo sempre ricordarci che l'Italia, nonostante abbia tanti problemi che tutti noi conosciamo e che spesso sia nelle qualunque statistica o classifica venga fatta dall'università ai tassi di occupazione, alla sanità, noi siamo abituati ad essere il fanalino di coda spesso anche dell'Europa e spesso a scala mondiale. Io, da quel poco che so, ma tutti i colleghi sono concordi, lo sanno, persone molto più autorevoli l'hanno detto prima, so benissimo che l'Italia però ha un primato che non è stato mai eguagliato e penso che sia difficile dal punto di vista culturale eguagliare. Quello di aver avuto un'attenzione importantissima nei fatti, non nelle parole, verso il proprio patrimonio storico. Siamo all'avanguardia dal punto di vista normativo da sempre. Immaginatevi che il primo soprintendente, il primo curatore delle antichità è stato Raffaello, quindi parliamo di un'attenzione verso un patrimonio che molti stati hanno scoperto solo alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento. Quindi noi non dobbiamo dimenticare questa che è storia, anche questo è patrimonio. Lo Stato italiano, quando si è costituito e ha creato l'unità, uno dei primi pensieri è stato quello di rivolgersi verso il proprio passato, di creare delle strutture per tutelarlo. Immaginatevi cos'era l'Italia l'indomani della sua Costituzione, un paese dove non si parlava neanche la stessa lingua, si parlavano ancora i dialetti, c'era miseria, c'era incapacità produttiva, era fortemente squilibrata come oggi, insomma, un po' meno, tra nord e sud, tra realtà produttive e forze lavoro. Però il primo pensiero del legislatore è stato quello di creare una struttura che preservasse il passato. E quella noi adesso l'abbiamo ereditata pur nelle grandi trasformazioni che ci sono state. Questo è un dato importante, quindi noi ereditiamo una grande tradizione anche dal punto di vista legislativo. Noi abbiamo un codice dei beni culturali che ha bisogno e certamente avrà bisogno di aggiustamenti, ammodernamenti e integrazioni, ma è una norma all'avanguardia a livello europeo. Dico a livello europeo perché pensare che la cultura del patrimonio sia estendibile oltre l'Europa è, diciamo, abbastanza riduttivo. La cultura del patrimonio del passato è un tema fortemente occidentale e quindi, insomma, è normale che sia così. Questo perché è importante ricordarlo? Perché anche il discorso che veniva sollevato sulle possibili articolazioni della tutela ha bisogno di questa visione verso il passato della nostra storia. La Sicilia, che io sono particolarmente contento di accogliere i colleghi siciliani, perché io sono siciliano, quindi sto facendo questo lavoro qui, ma sono anche se sono 20 anni che sono in Sardegna, però sono siciliano, quindi mi fa particolarmente piacere. La Sicilia, all'indomani della liberazione, quindi del secondo dopoguerra, ha ottenuto questo forte riconoscimento dal punto di vista gestionale. È una regione autonoma, ma che ha completa autonomia per quanto riguarda i beni culturali. Cosa significa? Che per statuto, che per Costituzione non è materia dello Stato in Sicilia, certo lo Stato esercita comunque il controllo generale, però non è affidata temporaneamente, è affidata totalmente alla Regione Sicilia. Questo significa che in tutte le altre parti d'Italia, quindi anche in Sardegna, la tutela è un compito prettamente statale. I sovrintendenti sono funzionari dello Stato, noi dipendiamo dal Ministro della Cultura. Viceversa, in Sicilia si dipende dall'assessore alla cultura e all'identità, così come è stata modificata la denominazione. Non è una semplice articolazione amministrativa, è un impianto concettuale importante, cioè si affida una cosa che per tutto il resto dell'Italia è così importante che non può essere delegata a una regione che ne assume il pieno controllo. Quindi c'è dal punto di vista politico importante, un ritorno, una considerazione notevole, però dal punto di vista delle responsabilità e degli oneri è pesantissimo. Poi magari i colleghi ci scambieremo le opinioni se questa è una cosa che insomma, porta più vantaggi che svantaggi, più difficoltà che risoluzioni problematiche. Però di fatto
è un'aspettativa che è stata riconosciuta. La Sardegna molte volte ha chiesto, e credo che anche adesso si parli molto di questo, di avere autonomia su questo settore. Richiesta del tutto legittima, perché ogni regione lo può fare, può chiedere questo cambio di Costituzione, questo aggiustamento della Costituzione e avere questa autonomia. La cosa importante da ricordare è che non è una semplice stelletta che si attacca sulla giacca, io faccio parte, farò questo. Assumersi la tutela in prima persona del patrimonio del passato è un onere formidabile, perché significa organizzare un progetto che non può essere semplicemente politico-amministrativo, ma è un progetto culturale. Forse, appunto, il parlare e fare una sorta di laboratorio, di tavolo tecnico con chi questo onere ce l'ha da 50 anni, o qualcosa di più, è importante, perché magari si può capire se ci sono stati degli errori, come si può migliorare l'accostamento a questo tema evitando questi errori, se ci sono state difficoltà. Quindi è un progetto bello, però è un progetto culturale, ripeto, non è solo numeri, risorse, uomini e uffici, perché sapete che noi siamo abituati a ragionare così. Si deve affrontare un tema, prima cosa si fanno i lavori nell'edificio che ospiterà il museo, e si fa il museo. Dopo si pensa a cosa si esporrà e poi alla fine si pensa a quale sarà il piano gestionale. E invece il processo è totalmente al contrario. Prima bisogna pensare come gestirai la cosa, che obiettivi avrà, cosa metterai dentro e poi magari si faranno i lavori. Ecco, vorrei che un progetto per l'autonomia sui beni culturali in Sardegna ragionassi in maniera virtuosa. Prima si lavora su quali sono gli scenari e poi pian piano si cercano gli uomini, le sedi, i meccanismi. Quindi questo però è certamente un tema entusiasmante, un tema sul quale si può ragionare, del tutto legittimo, però con questa serietà di approccio. Molto importante il tema del Mediterraneo. Ieri, spero di non essere frainteso, il Mediterraneo per me non può avere baricentri, non ha senso. Lo storico che ieri sera Carlina ci ha fatto quell'escursus denso di informazioni ci ha mostrato questo, che io sono di Trapani è stata al centro del Mediterraneo finché c'era Carlo V, dopo ha cominciato a declinare i baricentri verso altre direzioni. Quindi è normale, non può esserci un centro di gravità permanente, nonostante l'abbia detto Battiato, nel senso cambia sempre, cambiano gli scenari. La Sardegna è stata al centro di alcune rotte, la Sicilia è stata al centro di altre, spesso ciò ha avuto una collimazione, spesso no, però non ha importanza. Quello che noi abbiamo imparato, almeno dagli anni 60 in poi, è che tutte le culture, tutti i momenti della nostra storia hanno pari dignità. Quindi è bello in una visione mediterranea ricucire tutti questi fili che noi oggi non vediamo, però ci sono. Noi spesso diciamo, i colleghi archeologi ci portano ai ritrovamenti, a vedere queste cose casualmente, però diciamo è l'aspetto bello, infantile del lavoro, no? Il fatto di fare una scoperta. In realtà noi li scopriamo, ma loro sono lì, nel senso c'è una storia che ci ha preceduto, noi ci inciampiamo in questa storia, no? Facciamo un buco e troviamo qualcosa, però la storia è lì, non siamo noi che la troviamo. Un po' come diceva Benigni quando è andata in America, è la scoperta, ma l'America era lì, non è che l'ha scoperta Colombo, cioè l'abbiamo scoperta perché non la conoscevamo, ce la siamo dimenticata, come nel caso del passato. Ecco, la Sardegna ha di bello, forse è rimasto più della Sicilia, diciamo, ha quel dato che è un po' il suo limite, una sua difficoltà, che però è anche il suo vantaggio, quella di essere poco popolata rispetto per esempio alla Sicilia. Questo ha fatto sì, ci sono dei problemi, questo crea dei problemi ovviamente, però crea dal punto di vista del patrimonio dei vantaggi. Il fatto che sia meno densamente popolata significa meno uso denso del territorio, quindi è ancora possibile, i colleghi siciliani, soprattutto gli archeologi subacquei, ci invidiano il fatto di poter fare ritrovamenti ancora in prossimità della costa con una facilità che in Sicilia ormai no, è molto più complesso per tanti motivi. Noi continuiamo a fare dei ritrovamenti, non dico quotidianamente perché sarebbe esagerato, i colleghi in fondo lo sanno, però abbiamo continui ritrovamenti. Questo perché la conformazione sociale del territorio è diversa dalla Sicilia, ma perché per esempio i fondali stanno cambiando per tanti motivi, quindi cose che sono rimaste sepolte per molto tempo adesso pian piano cominciano a emergere. E quindi noi troviamo ne abbiamo trovato un paio d'anni fa, non vorrei sbagliare come datazione, una nave nel Golfo di Orosei,
ricca di monete d'oro, abbiamo fatto vedere e l'abbiamo trovata, certo non abbiamo fornito esattamente le coordinate, però l'abbiamo trovata vicinissima, diciamo in mezzo ai bagnanti, quasi. Quindi lo studio, la ricerca e la tutela dei beni culturali è un settore della nostra vita, del nostro lavoro che in Italia non è pensabile, è un'energia non rinnovabile ma che non si esaurisce, non si esaurirà. Per farvi capire, soprattutto ai ragazzi, noi abbiamo, sicuramente non mi ricordo i dati, ma come sapete lo Stato è proprietario di tutto ciò che si ritrova e che abbia una datazione quindi sotto il suolo, in acqua. E abbiamo circa, conservati nei nostri depositi, non vorrei sbagliare, ma quasi 2.000 metri cubi di materiale, quindi di reperti archeologici in cassette. Quindi è un problema anche gestionale fortissimo dal punto di vista oneroso. Ma la cosa interessante che a me interessa è che questo patrimonio cresce. Ogni anno abbiamo circa 18 metri cubi, 20 metri cubi di reperti che... Quindi noi non possiamo pensare che sia finita, ma continua. E quindi questo ci fa capire che è un'ottima occasione di lavoro per i giovani, perché se c'è questa necessità ci sarà bisogno di persone formate per venire incontro a questa necessità. Quindi non vediamo il passato come una cosa passata, ma il passato in questi anni è forse una delle cose più presenti, no? Una delle cose più importanti, meno male che c'è stata questa svolta. Però la svolta deve essere non solo a parole e a slogan, ma anche nei fatti. Ed è giusto, e penso di concludere così lasciamo spazio ai colleghi, perché siamo tutti interessati ad ascoltarli. Secondo me la nuova articolazione del Ministero, la sua terminologia che è stata modificata, il Ministero della Cultura, è un errore culturale a tutti gli effetti. La cultura non ha bisogno di un Ministero che la difenda, che la promuova forse, ma che la difenda no, perché la cultura si difende. Tutte le culture, anche quelle che non hanno avuto dignità nella storia, sono state oggetto di discriminazioni, si sono conservate, perché la cultura è una trasmissione di fatti, di saper fare, di volontà che popoli in tempi diversi hanno manifestato. Altrimenti non avremmo una cultura ebraica, no? Invece ce l'abbiamo, perché è rimasta in modi più disparati, però è rimasta. Invece hanno bisogno di difesa e di tutela le cose. Sono le cose che noi perdiamo. Sono le tombe che vengono saccheggiate dai tombaroli, è il paesaggio che viene aggredito con interventi incongrui o con sottrazioni o con atti abusivi, sono gli edifici che vengono abbattuti. Quindi le cose hanno bisogno della tutela, la cultura si conserva da sé. Grazie. Grazie professore. Bene, dopo queste presentazioni, oseremo dire istituzionali, entriamo nel vivo. Proviamo a capire effettivamente come la Sicilia ha approcciato una sua ricerca sul mare e ha fondato attraverso una soprintendenza del mare un modo di fare, un modo di ricercare, di raccontare e soprattutto di creare, come l'assessore stesso ha detto, una serie di reti sul mare, una serie di itinerari subacquei sul mare, che di fatto sono le cose che poi a noi interessano di più, cioè l'aspetto pratico di quella che può essere un'azione. Bene, noi abbiamo oggi l'onore di avere con noi Roberto La Rocca, che invito qui, appunto dalla Soprintendenza del Mare. Un applauso, così le diamo un benvenuto. E lo invito a raccontarci cos'è questa Soprintendenza del Mare, cioè che cosa fa questa Soprintendenza del Mare? Quali sono i risultati che oggi può presentarci? Perché effettivamente noi siamo qui per questo, dottor La Rocca. Prego. Grazie. Allora, innanzitutto porto i saluti del soprintendente, il quale non è potuto essere presente per motivi personali. Ciò che mi era stato richiesto dal soprintendente era tutt'altro tipo di intervento che già è pronto, però mi sento in dovere di coniugare gli interessi di chi mi ha preceduto per alcuni particolari.
In particolare, devo dire, la regione siciliana, mi piace specificare che la regione nostra non ha una connotazione geografica ma una connotazione identitaria, è l'unica regione che ha questo tipo di definizione, regione siciliana. E non è un caso che l'assessorato abbia la componente dell'identità siciliana. È una grande responsabilità, è un'enorme responsabilità portata, devo dire, con estrema fatica dall'amministrazione. Ciò nonostante è stata sviluppata nell'arco di quasi mezzo secolo, anzi qualcosa in più. Nel contesto io mi limiterò a parlare in particolare per quanto riguarda l'archeologia subacquea, che è il mio mondo dagli ultimi 25 anni di amministrazione, e dopo farò vedere un intervento che sarà relativo a una best practice, possiamo dire, dell'amministrazione, però in merito mi piaceva volere precisare che avere un'autonomia speciale che va anche oltre il concetto di competenze esclusive. Noi siamo come amministrazione, per nostre norme di attuazione che hanno rango costituzionale, siamo lo Stato in Sicilia. E questa, appunto, come dicevo, è una grande responsabilità, è abbastanza complicata. Questo tipo di organizzazione però può andare avanti esclusivamente in base agli uomini che la portano avanti. Questo mi piace precisarlo perché nel settore dell'archeologia subacquea la Sicilia può pregiarsi di aver avuto una soprintendenza del mare. Devo ad onore ricordarlo per la forte volontà di una persona in particolare che è stato prima archeologo, poi assessore regionale, Sebastiano Tusa. Sebastiano, persona visionaria e lungimirante, ha spinto molto per la creazione di questa soprintendenza, dove, a differenza di quella nazionale, le competenze sono molto più ampie. Noi abbiamo in Sicilia, per norma regionale istitutiva della soprintendenza del mare, competenza di ricerca, tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale sommerso. Ma anche in questo campo, che era assolutamente nuovo per la regione siciliana, perché non c'erano delle esperienze precedenti, in realtà c'era quella a livello nazionale, centrale dello STAS, è stata una bellissima esperienza, ma poi ha avuto una sua conclusione, una sua evoluzione nella soprintendenza del patrimonio culturale nazionale. Anche lì si è dovuto creare da pionieri e la visione era quella del non fermarci esclusivamente alla fredda attività amministrativa di tutela o vuoi anche di ricerca, censimento, catalogazione del patrimonio, ma di avere una visione globale, multidisciplinare sul patrimonio connesso al mare. Mare che, senza voler scomodare grandi autori ben più altisonanti come Brodel nelle sue frasi, dove noi parliamo di Mediterraneo, ma in realtà per lui era un susseguirsi di mari, un punto di collegamento, un territorio liquido che serviva per collegare civiltà. Proprio in questa logica noi abbiamo sviluppato più settori all'interno della soprintendenza del mare. C'è quello più squisitamente tecnico-archeologico, con tutta la componente della tutela, che ha dei risvolti di complessità amministrativa non indifferenti, perché il mare comporta un insieme di altri problemi. Già a partire, e i colleghi di amministrazione mi capiscono, quando si deve parlare semplicemente di predisporre un decreto di vincolo che atterra a una problematica in acqua, è un mondo assolutamente diverso. Anche in quel caso abbiamo avviato dei percorsi più speditivi, che erano quelli delle ordinanze di interdizione, per esempio, effettuate dalle capitanerie, prima ancora di arrivare ai decreti di vincolo. Ma la visione multidisciplinare ha creato appunto dei settori, quale quello antropologico, quello storico, quello etnografico. Nella nostra amministrazione, seppur decimata dai pensionamenti degli ultimi anni, è ancor peggio in quello che succederà nei prossimi, infatti non prevedo futuri particolarmente rosei per motivi contingenti. Abbiamo tutte le varie professionalità, ogni volta che c'è uno studio di un determinato settore, in quello studio vengono effettuate tutte le linee di intervento. Ma l'altro elemento fondamentale, perché è un elemento necessario,
ciò che a terra costa 1 in acqua costa 10 e deve andare bene, la visione nostra è stata quella di aprire enormemente al contesto sociale, al contesto privato. Noi abbiamo operato moltissimo con la ricerca privata. Abbiamo svariate delle nostre attività, tra cui una delle più altisonanti che è quella della ricerca sul sito della battaglia dei Legadi del 10 marzo del 241, che è gestito e realizzato esclusivamente, lo posso dire senza possibilità di riserve, per opera di una fondazione privata. Allo stesso modo in tante altre attività noi operiamo con le grandi fondazioni private che credono, hanno scommesso nella autorevolezza mi permetto di dire, della Soprintendenza del Mare per poter finanziare delle ricerche, anche con la collaborazione con varie istituzioni nazionali in tutti i vari settori. Volevo a questo punto inserire uno degli ultimi interventi che abbiamo fatto quest'anno, chiuso pochi giorni fa, che è stato il recupero di un relitto del fine secondo, inizi del III secolo d.C., che è stato realizzato nella Sicilia occidentale. Se è possibile, posso iniziare direttamente da qui? Devo dire? Ok. Perfetto. Il relitto di Marausa 2, mi scuso anticipatamente per la qualità magari della presentazione perché è stato concluso a giovedì scorso e oggi siamo qua. I colleghi tecnici del settore possono comprendere bene la velocità per la redazione di un PowerPoint che potesse avere un senso logico. Il ritrovamento sì, come condivido pienamente da chi vi ha preceduto, assolutamente importante, ma il ritrovamento lascia il tempo che trova, è un momento storico, stop. L'importanza è ciò che è stato ritrovato, ma non c'è un particolare merito. L'opera dell'uomo è semmai su tutto quello che è la progettualità che ci sta dopo. Il ritrovamento è stato effettuato di questo relitto nel 2020, nell'estate del 2020. Stiamo parlando soltanto 3 anni fa. Per i non addetti ai lavori considerate che un'opera a mare, quando va bene, ha un arco temporale, un fronte temporale che mediamente non è inferiore ai 10 anni, ma tranquillamente va tra i 20 e i 30 anni. Tra il momento del ritrovamento e il completamento alla fase della musealizzazione di ciò che è stato ritrovato. Qui ci troviamo davanti a un relitto individuato nelle acque di Marausa, siamo nella zona della Sicilia nord-occidentale, nella costa di Marausa Lido, tra Marsala e Trapani, in una zona protetta, possiamo dire, di mare dalle isole Egadi, Favignana, Levanzo e Marettimo. Il relitto si trovava ormai a circa 1,5 metri di profondità, a meno di 100 metri dalla costa. Stiamo parlando dove quotidianamente la gente andava e tuttora va a fare il bagno in grandi quantità. Del relitto si erano individuate solamente alcuni frammenti. Da un piccolo sopralluogo si è potuto verificare quello che voi vedete in alto a destra, un profilo, una sagoma di quello che potenzialmente era il relitto, e si è deciso di intervenire. Intervenire, poi entra la parte amministrativa, trovare i fondi, gestire l'attività, poterla effettuare con il ridotto numero di personale, eccetera. Abbiamo avuto la fortuna di catalizzare un intervento altrettanto importante che c'era su quello specchio d'acqua con finanziamenti della Regione Siciliana. È stato dirottato su questo intervento con una progettazione puntuale, del quale parlerò velocemente dopo, perché è uno dei focus sul modus operandi che secondo noi deve essere utilizzato all'interno di un progetto di scavo archeologico. Il relitto, qui vediamo alcune immagini speditive, ci ha presentato alcune sorprese. Noi, pensando al fatto che si trovava a una profondità così bassa e così vicina alla costa, non immaginavamo di trovare anche un carico corposo come quello che abbiamo trovato. Complessità non indifferente dall'aspetto tecnico
mi permetto di dire ancora più complessa dall'aspetto amministrativo, perché comportava una dilazione dei tempi e una lievitazione dei costi che non era indifferente. Abbiamo effettuato l'attività di scavo dove non mi dilungo, che ha portato a tutti i vari livelli di del carico, puntualmente posizionata all'interno di un GIS georeferenziato che ha consentito di mantenere tutti i dati dello scavo. Ha comportato ulteriori difficoltà perché, ripeto, nonostante la profondità, ci siamo trovati davanti ad alcuni oggetti particolari di cui non attendevamo la presenza, come in particolare per esempio ceste in fibre vegetali, che stranamente, miracolosamente si sono conservate, ma che hanno comportato delle difficoltà enormi, perché immaginiamo che stiamo parlando di prodotti, di materiali in fibra vegetale di una delicatezza estrema, che hanno comportato, in particolare erano 3 ceste, per il recupero una giornata di lavoro intera per ogni singola cesta di tutta la squadra. Peraltro attività fatta con estrema attenzione e avendo recuperato le ceste così come le state vedendo adesso. Le ceste ancora non sono state scavate, saranno oggetto di microscavo a sé stante il momento in cui decideremo le tecniche più consone per consolidarne la struttura. Perché se iniziamo lo scavo in questo tipo di contenitori, loro stessi collasserebbero su se stessi immediatamente. Quindi ogni attività è ragionata. Si è passati poi alla fase tradizionale, una volta sorpassato la fase dello scavo stratigrafico del carico, ad arrivare sino alla parte lignea vera e propria. La stessa parte lignea è stata documentata prima di pensare alla fase successiva del recupero, puntualmente con varie tecnologie. Ci si è posti il problema su quali metodologie adottare. Nella fattispecie ci siamo posti davanti a quali scelte adottare per la documentazione, perché ci trovavamo a una profondità molto bassa, spesso con acqua non perfettamente nitida, e scegliere tra una documentazione solo classica che ci comportava dei tempi volendo un po' più speditivi o perdere qualche giorno in più per una documentazione digitale. Si è optato con un insieme di virtuosismi tecnici durante l'attività di lavoro, lavorando all'alba per poter avere acqua nitida, eccetera, per entrambe le metodiche in contemporanea. Quindi si è passato, oltre alla metodologia tradizionale, anche a un rilievo tramite ortofoto digitali. Pensate che davanti a voi, al di là della bellezza estetica, che poco importa, siamo davanti a un'immagine formata da oltre 1400 scatti, per poter avere la possibilità di avere una restituzione puntuale georeferenziata di ogni singolo oggetto. Queste sono alcune rappresentative su vari livelli, sulla parte del livello dello scavo, del relitto, e sulla parte del relitto documentato, fatto in entrambi i modi, perché a noi serviva poter realizzare anche delle riproduzioni 3D dell'oggetto per poter fare in ambiente più confortevole, diciamo, cioè a terra, lo studio puntuale delle parti lignee. Delle stesse strutture sono stati fatti rigorosamente dei 3D non con funzione estetica, per quanto può essere simpatico vedere questo tipo di oggetti, ma proprio per la possibilità di leggerli in maniera poi contrastata in ogni singolo elemento, per poter definire eventuali elementi che a occhio nudo non riusciamo a percepire. Stesso discorso su tutti i singoli livelli. Ovviamente qui vedete solamente questo in movimento, ma essendo un PDF ad altissima risoluzione può essere ampliato e può essere letto in tutte le posizioni e su tutte le varie sfaccettature. Mentre eravamo in fase di recupero, fondamentalmente in base alle dimensioni e alle caratteristiche dimensionali, siamo davanti a un lacerto di nave che siamo tra i 10 e gli 11 metri e i 5 di larghezza. Ci siamo posti il problema come poterlo recuperare, senza entrare nei vari tecnicismi e nelle varie scelte. Ognuna ha degli elementi a favore, ma anche elementi estremamente delicati al contrario. La tecnica tradizionale è stata sempre quella dello smontaggio. Smontare un relitto, immaginatevi cosa significa. Oltre i tempi,
può comportare tutto un insieme di problemi che sono dati dal perdere fisicamente piccoli elementi che banalmente possono sembrare insignificanti, e questo non è. Oppure semplicemente anche una modifica strutturale dei singoli elementi, perché è inutile qualsiasi attenzione possiamo mettere. Siamo in ambiente bagnato, non siamo in ambiente asciutto, per cui il recupero di singoli elementi comporta una modifica dimensionale della morfologica degli oggetti. Un corso di fasciame che ha una sua forma per natura curvilinea, una volta che lo metto su un supporto rigido e lo recupero, non ha più quella forma, e mi porta ad arrivare a una situazione in cui nella fase successiva è l'archeologo che deve interpretare le forme. Ci può anche stare, ma concettualmente non è un principio particolarmente sano. Io preferisco, ed è stata questa la scelta, andare a poter recuperare per quanto possibile la forma originale e su quella poi fare le varie interpretazioni. Proprio per questo si è scelto uno dei pochi casi nella storia dell'archeologia subacquea di fare un recupero integrale in un'unica fase. Il relitto a questo punto ha comportato degli studi in corso d'opera molto complicati, perché tutto il ragionamento era impiantato dalla tecnica di recupero al momento della musealizzazione finale, perché recuperare un oggetto di grandi dimensioni come questo, posto che ci si riuscisse, comportava anche problematiche di come portarlo fuori dall'acqua, di come trasportarlo sia in acqua che fuori dall'acqua, di come farlo arrivare dove doveva essere restaurato e di dove doveva andare poi come oggetto da musealizzare. Immaginatevi come far entrare un oggetto di 10 metri per 5 dalla porta di un museo, per esempio. Ci sono delle complicazioni non indifferenti che sono state tutte oggetto di studio. In particolare cosa è stato fatto? È stato realizzato una sorta di struttura rigida, una gabbia attorno al relitto, fatta di tradizionali tubi innocenti e giunti, che ha avuto la funzione di fare da supporto rigido su cui poter mettere, possiamo dire, in galleggiamento il relitto. Dovete immaginare che un relitto ligneo che su terraferma ha un peso consistente, in acqua ha un peso quasi neutro, soprattutto perché è molto imbibito di acqua. Ha una consistenza, dipende dai casi, che può arrivare a quella di un panetto di burro, per cui abbiamo delle complicazioni non indifferenti. A quel punto dovevamo realizzare una struttura che potesse assecondare la natura dell'elemento che dovevamo recuperare, quindi la flessibilità e l'elasticità del legno stesso. Per fare questo si è optato con degli strumenti assolutamente semplici, ovvero sia delle normalissime fasce a cricchetto che mi consentono però di mantenere la forma dell'oggetto e una certa flessibilità nel suo movimento in acqua. Dovete considerare, e il termine ha un suo senso, tentate di immaginarlo, che il relitto, una volta che è stato staccato dal fondo ma ancora era sul fondo, respirava. Fisicamente quei leggeri movimenti che voi vedete nell'acqua, anche quando le acque sono calme, venivano riportati da questa struttura che fisicamente si muoveva lentamente sott'acqua. Ovviamente con tutte le preoccupazioni del caso che gli agenti atmosferici e le condizioni meteorologiche potevano comportare. Una mareggiata non prevista e quindi che non ci consentiva di poter provvedere a una sua protezione con dei sacchi e con altri sistemi di protezione avrebbe distrutto totalmente il relitto. Come è stato fatto? Fisicamente, per chi va in acqua può capire la difficoltà, e longitudinalmente al relitto sono stati effettuati dei fori per passare delle cinghie, delle fasce di alta tenuta, o 2 tonnellate l'uno, lì tutto il relitto pesava in acqua poche centinaia di chili. Una singola fascia veniva passata longitudinalmente lungo tutta l'imbarcazione, venivano passate di volta in volta più fasce a una distanza non superiore a 20 centimetri. Una volta che si avevano più fasce montate, veniva effettuato lo scavo in modo che così il relitto venisse liberato dal fondale ma potesse essere sostenuto. Tutto questo ovviamente non sul relitto diretto, ma il relitto a sua volta prima ancora è stato impacchettato su tessuto non tessuto, poi grigliato per mantenerne sempre in modo elastico la forma
e mantenerne eventuali piccoli elementi che potevano andare persi nella fase della lavorazione. Tutto questo ha consentito di quindi poter mettere, diciamo, in galleggiamento, sospeso all'interno di questa gabbia, il relitto stesso. Questa è un'immagine non bellissima, però gli spazi sotto il relitto erano veramente minimali. Considerate che con le bombole non potevamo neanche passare, si andava, i più piccolini di noi, io non sono certo un colosso e avevo difficoltà ad entrarvi sotto, con narghilè, quindi senza bombole sulle spalle. Sotto poi vedete sono state realizzate tutti i vari pannelli che appositamente erano singoli pannelli di tessuto non tessuto e rete separati tra di loro in modo da poter fare rattoppi costantemente in funzione delle condizioni meteo che potevano creare delle difficoltà, ma in più sono stati creati sul momento tutto un insieme di giunti come quello che vedete in basso a sinistra che non aveva la funzione di fissare il relitto, perché il relitto per sua natura è elastico. Il supporto è rigido, già il semplice movimento dell'acqua in una giornata calma avrebbe distrutto il tutto perché il supporto avrebbe sfondato il legno. Sono dei supporti messi da sotto e da sopra a una certa distanza con dei supporti elastici tra il legno e il supporto stesso, qua non si notano molto, che avevano la funzione di fare da cuscinetto, per ridurre questi movimenti del legno durante le giornate di scavo. Sì, diciamo questo è un attimo il risultato finale dell'operazione. Confermo estremamente brutto a vedere, ma vi assicuro estremamente funzionale. Alla fine del lavoro di scavo, che ha comportato peraltro un ampliamento della superficie di scavo, il relitto era pronto per essere sollevato. Da questo momento, anche se era già stato studiato, ci siamo posti il problema, con tutto un insieme di intelligenze, perché hanno collaborato anche ingegneri idraulici, ingegneri di portualità marittima, tutto un insieme di figure specifiche. Abbiamo iniziato a ragionare su qual era il metodo più consono per portare questo relitto da dove si trovava a dove doveva andare. In quel momento è stato stabilito che era Baio Anselmi, di cui comunque vi parlerà il Museo Archeologico Regionale pertinente al Parco Archeologico dell'Ilibeo, di cui vi parlerà poi la collega. Le distanze di questo punto erano di circa 4 miglia da Trapani a nord e di circa 16 miglia, visto il percorso che doveva fare, perché siamo in una zona pure di secche, a sud per arrivare verso Marsala. Diciamo istintivamente si potrebbe immaginare facciamo la strada più breve. In effetti, con una decisione sofferta e molti ragionamenti fatti al tavolino la sera, si è optato per il percorso più lungo di 16 miglia. Perché? Perché il relitto in acqua si trova nel suo ambiente, i movimenti, condizioni meteo avverse a parte, i suoi movimenti sono più naturali nell'elemento acqua, non ha un peso, fisicamente tutta questa mega struttura pesava circa 2,5 tonnellate, di cui 2 tonnellate era di ferro, il relitto non pesa niente, perché ha un peso specifico quasi nullo essendo immerso in acqua. Diverso è fuori dall'acqua. Fuori dall'acqua pigliava pienamente il suo peso, con l'aggravante della struttura che ormai era precaria perché con 2000 anni, quasi 2000 anni in acqua, avrebbe avuto sicuramente una struttura molto delicata e in più perché imbibita di acqua. Per cui la paura che potesse collassare su se stessa nel momento in cui usciva fuori dall'acqua. A questo punto si è pensato che le sollecitazioni minori le poteva avere in acqua e non fuori dall'acqua. Da Trapani a Marsala, dove doveva andare poi via terra, avrebbe dovuto fare 30 km, anche se a passo d'uomo, 30 km di sollecitazioni, di vibrazioni in aria. Quindi, realmente, vi assicuro, molto sofferta, si è presa la decisione di farlo passare via mare. Abbiamo creato un accrocco che ricorda molto la zattera della Medusa, più che fondamentalmente, non con quelle sorti per fortuna, e gli è stata fatta una prua bruttissima a vedersi per poter fendere l'acqua e ridurre al minimo le sollecitazioni alla struttura. È stata realizzata tutta un'opera di sostentamento con dei cassoni in carichi molto più elevati rispetto a quelli che necessitavano
e si è avviata una traversata, valutata con le condizioni meteo, che per capirci in gommone avrebbe comportato circa 20 minuti di navigazione, l'abbiamo fatta in circa 14 ore, con capitaneria di porto che faceva da polizia marittima, agli scafi che venivano bloccati in alto mare a 1 miglio di distanza, obbligandoli ad andare in dislocamento e non più in planata per evitare di fare effetti di onda che avrebbero distrutto sicuramente il relitto. E si è effettuata questa operazione con pause costanti ogni mezz'ora o un'ora, con subacquei che scendevano in acqua per ricontrollare tutta la struttura, se c'erano perdite varie, se c'erano dei pannelli che si stavano allentando, eccetera. Si è arrivati quindi all'imbrunire dentro il porto di Marsala. Questa è una foto da drone per capire questa zattera della Medusa, come era strutturata. E questo è stato il secondo momento più delicato, quello del recupero e il recupero in superficie, il trasporto in superficie. Qui si è effettuato il recupero, vi assicuro, millimetrico, nonostante dovevamo sorpassare un dislivello di 1,5 metri, per portarlo in banchina, dove sono state eliminate tutte le sovrastrutture, i carichi dei cassoni, tutto ciò che si poteva tagliare, perché dovete pensare che poi dal porto doveva arrivare al parco archeologico, per la felicità della comunità locale a cui abbiamo bloccato tutta la città per svariate ore. Anche qui si è ragionato con quale tipo di struttura potrei fare il trasporto, sino a quando si è optato per una specie di carrellone che viene utilizzato per i mega yacht, filo comandato, velocità 1 km/h, l'abbiamo fatto passeggiando per la città, ovviamente anche qui dovendo coinvolgere le istituzioni che sono state molto lungimiranti e disponibili, perché la polizia municipale ha dovuto veramente bloccare mezza città, e si è passato al trasporto. Qua peraltro potete apprezzare meglio la quantità di cigne che sono state passate per mantenere in galleggiamento su questa struttura il relitto. Si è effettuato il percorso a Passo d'Uomo sino ad arrivare al museo. Questa foto è stata messa perché questo è l'ingresso posteriore dell'area archeologica, dove a monte, quando abbiamo progettato la struttura per lo scavo, si è dovuto pensare anche a tutto l'itinerario e rendere compatibile la dimensione del relitto con le dimensioni di tutti i passaggi che avevamo. Nella fattispecie, in questo caso, avevamo un margine tra i 2 e i 3 centimetri per lato, per una struttura di 10 metri per 5. Era stato fatto il calcolo, ci siamo passati e siamo riusciti ad entrare dentro l'area archeologica, dove abbiamo dovuto sorpassare anche ulteriori problemi di un leggero dislivello ed un leggero strato non perfettamente liscio, ma siamo arrivati sino all'area posteriore che vedete in alto a destra. Purtroppo, nonostante tutti gli studi e tutti i calcoli fatti, abbiamo sbagliato. Per 2 centimetri questa struttura non entrava dalla porta posteriore del parco archeologico. Non ci siamo persi d'animo, io mi permetto da direttore dei lavori in quel momento, non facevo l'archeologo, facevo il contabile, iniziavo a vedere quanti soldi mi servivano, dove pigliarli, eccetera. Stavamo già chiamando con la ditta, 5 minuti e ho finito, la ditta per poter abbattere con grande contentezza della soprintendenza ovviamente, abbattere parte del muro perimetrale per poterlo far entrare, perché ricordiamo che quel legno è imbibito e doveva rimanere bagnato. Non avevo ore a disposizione, non avevo giornate per decidere. A quel punto, anche qui decisione sofferta, gli abbiamo fatto fare un volo sopra il cancello, l'abbiamo fatto alzare con altre 2 gru a oltre 7-8 metri di altezza per poterlo passare dentro. Passato dentro è stato riposizionato in prossimità di una vasca, perché in corso di scavo già è stato progettato all'interno del parco archeologico una piscina appositamente realizzata con biocidi eccetera per poter ospitare il relitto. A sua volta, questo avverrà già lunedì stesso, con una struttura di copertura, una tensostruttura di 20 metri per 10 che fungerà da laboratorio, ma di questo lascio parlare poi la collega eventualmente, perché anche questa è un'esperienza non indifferente, realizzare un laboratorio che diventa itinerario museale all'interno di un parco archeologico vivo per le scolaresche o gli studenti, magari è una esperienza molto interessante. Lui si trova ancora lì,
Inizierà ora il processo di desalinizzazione. Del carico vi faccio solo vedere 4 oggetti perché saranno oggetto di studio successivo, ma perché ci abbiamo avuto dei ritrovamenti piacevolmente interessanti. A partire dall'ancora di cui qui troviamo le marre lignee col suo fuso, anche se non frammentario, con la sua contromarra, che è stata trovata posizionata in carena sotto a metà imbarcazione, quindi ci lascia presagire l'ipotesi che eravamo presenti a un'imbarcazione che era alla fonda, perché non è stata trovata dove canonicamente si dovrebbero trovare sull'imbarcazione le ancore, e che magari col collassamento delle strutture lignee si doveva individuare. Molto interessante, abbiamo trovato alcuni signacula, dei sigilli, per capirci per voi, che avevano delle funzioni specifiche nei vari momenti storici, ma l'interessante, sigilli di varia natura, la Signaculum implanta pedis per ceramica sigillata, 2 sigilli concrezionati tra di loro in bronzo, ma tutti e 3 riportanti lo stesso nome, e questo è molto importante per gli studi successivi sul carico stesso. Altri oggetti di grande pregio e di grande soddisfazione, perché sono oggetti che all'apparenza sembrano muti, ma di difficile individuazione e interpretazione, soprattutto in uno scavo a visibilità quasi zero. I frammenti ora saranno ricomposti di una tabula scrittoria con il suo pennino, col suo stilo in bronzo. Abbiamo trovato svariati materiali organici, tra cui per esempio un cranio di suide che già è stato è stato mandato ai laboratori per tutte le attività del caso. Altri oggetti di piccola dimensione, di interesse ancora tutti da studiare, tra cui un castone con figura antropomorfa, varie monete, un corno di cervide lavorato, eccetera. Bellissimi uno strigile e un incensiere in bronzo su altopiede, di cui vedete solo questa parte, ma comunque abbiamo già tutti gli elementi recuperati e sarà possibile ricostruirlo nella sua interezza. Bellissima anche una lucerna bronzea dodecaedrica a facce pentagonali con figure geometriche, molto bella perché non si comprende bene. Il disco superiore che vedete ha un doppio disco rotante e i 2 dischi hanno un foro che vengono allineati per poter mettere la miccia. Ancora confronti, non siamo in fase di studio, non ne abbiamo individuati, sebbene il dodecaedro è ricorrente nel mondo romano, appartiene ai suoi numeri aurei. La ceramica, molto velocemente, abbiamo trovato molta ceramica sigillata africana, piuttosto che ceramica da cucina, svariate lucerne in uso di bordo, visto il fatto che siano utilizzate sia zoomorfe che antropomorfe, con amorino, e ovviamente carico anforico molto corposo, sebbene frammentario, che comunque ci ha consentito di dare una prima interpretazione. Per quanto riguarda il relitto, una grande quantità anche di tappi in sughero e pigne che venivano utilizzate per la sigillatura del collo delle anfore per l'attività di trasporto, e in corso d'opera ancora con tanti punti integrativi, anzi se ai colleghi presenti in aula, se qualcuno mi sa dare qualche interpretazione gliene sarei grato, abbiamo trovato questo oggetto proprio l'ultimo giorno, è messo lì di lato, è messo infatti su un pezzo di legno lungo circa 30 cm, con questa parte terminale piriforme e lo stello cavo con 3 fori terminali. Funzione? Non sappiamo. Abbiamo chiuso. Va bene, riflessione, secondo-terzo secolo d.C., ma quello che è importante per capire la Sicilia, e con questo chiudo e ringrazio, stiamo avviandoci verso un discorso che non è più pionieristico, perché abbiamo già 20 anni di esperienza, ma di progettazioni strutturate, dal recupero alla musealizzazione, dove abbiamo coinvolto tutte le varie istituzioni che potranno essere coinvolte, come il CNR di Pisa per le indagini diagnostiche, l'Università degli Studi di Palermo allo stesso modo, il Museo delle Navi Antiche di Pisa, ma soprattutto sorpassando gelosie e logiche piccine che ogni tanto si possono verificare nelle pubbliche amministrazioni, una forte sinergia tra uffici dell'assessorato beni culturali, quindi Soprintendenza del Mare, Museo Archeologico, Centro Regionale del Restauro, e in più la formazione, che è quella che dobbiamo trasmettere alle persone successive. Noi abbiamo svariati, per esempio, restauratori nell'amministrazione, nessuno competente sul legno. Abbiamo scelto di non mandare il legno fuori, lo facciamo a casa,
chiedendo la collaborazione dei professionisti esterni, nella fattispecie il dottor Camilli del Museo delle Navi di Pisa, per farlo a casa e contestualmente formare i nostri restauratori nel settore specifico. Tralascio i ringraziamenti perché il tempo è tiranno. Grazie per l'attenzione. Grazie, dottor La Rocca. Inutile dire che questa è stata veramente una lezione di metodologia e siamo riusciti anche noi a capire, però c'è un'introduzione in quello che il dottor La Rocca ci ha lasciato, cioè tutta questa roba qui che parte dal mare, con tutta questa architettura, con tutta questa sofferenza del viaggio, del trasporto, arriva in un museo e a un certo punto però la curiosità qual è? Ma qual è questo museo? Cioè qual è questa condizione nuova? Perché metodologicamente abbiamo voluto rispettare questo passaggio e non è un caso che qui con noi c'è la dottoressa Occhipinti, che è la direttrice del Parco dell'Ilibeo, la quale invito a prendere posto sul palco. Ragazzi, vi do una notizia bellissima, tra poco andremo a berci un caffè prima di introdurre un argomento importante che verrà trattato appunto da due grandi specialisti della subacquea, quindi ci divertiremo ancora con queste nostre immersioni e in questo momento però proviamo a vedere di che cosa si tratta, che cos'è questo Parco dell'Ilibeo a Marsala. Prego, dottoressa. C'è l'introduzione di un... Prego. Grazie per la fiducia. Mi voglio ricollegare un attimo a quanto appena detto dal soprintendente Billeci, che la cultura non ha bisogno di essere preservata, siamo noi, siamo il risultato di tutto quello che ci ha preceduto, mentre gli oggetti che la cultura ci lascia, ci tramanda, hanno invece bisogno di essere preservati e conservati, ed ecco perché è necessaria la presenza dei musei. Buongiorno a tutti. Intanto, con questo video che precede la mia presentazione, ho voluto darvi subito un'idea del meraviglioso parco che ho l'onore di dirigere. Io sono l'architetto Anna Occhipinti e dal 21 giugno è iniziata per me questa bellissima avventura, ma anche impegnativa, devo dire. Allora, in questa prima slide possiamo ammirare una ripresa aerea del nostro parco archeologico che ci consente di apprezzarne la posizione rispetto alla città moderna di Marsala. Praticamente le due realtà, come vedete, sono senza soluzione di continuità e il nostro parco può definirsi un parco urbano affacciato sul mare e più precisamente sul promontorio di Capo Boeo, occupando un'area demaniale di circa 28 ettari. L'area archeologica è stata sotto l'egida della soprintendenza fino al 2010, è diventata parco autonomo solo nel 2019 e recentemente è anche con autonomia nella gestione finanziaria. Da questa immagine si può apprezzare il segno forte del tracciato della Platea Elia, una delle strade principali della città antica,
alcune aree di scavo e sulla destra i fabbricati del museo di Bagli Anselmi, ma anche del Baglio Tumbarello. In questa immagine, non bellissima in verità, un secondo, ecco, aspettate un attimo, andiamo indietro. Ok, vi descrivo un attimo un po' la storia della nostra città di Marsala, appunto. Quindi la città punica di Liliveo, sul promontorio di Capo Boeo, è stata fondata dai cartaginesi nel 396 a.C., dopo la distruzione di Mozia, che è avvenuta con l'assedio di Dionisio di Siracusa nel 397. In giallo, l'immagine in giallo, si può vedere che occupava un quadrilatero che era difeso da una poderosa cinta muraria rafforzata da torri e protetta su due lati dal mare e sulla parte della terraferma da un profondo fossato che è colorato in verde, mentre la necropoli si estendeva nella zona Campita in rosso. La città era talmente ben protetta che di fatto non è stata mai espugnata. Okay. Il sito di Capo Boeo, però, era già sicuramente un approdo e luogo per gli accampamenti militari delle truppe cartaginesi alla conquista della Sicilia, come ci riferisce Diodoro, ma anche era base nelle rotte commerciali dei trasporti per la presenza di una fonte di acqua dolce che oggi si trova esattamente sotto la chiesa di San Giovanni, che qui vediamo in primo piano nell'immagine di sinistra. La città punica ebbe un ruolo importante per gli interessi commerciali cartaginesi. Infatti divenne transito obbligato delle rotte marinare dal Nord Africa verso il Tirreno. Sotto il dominio romano visse un periodo di notevole prosperità economica, mantenendo il suo ruolo di importante base navale e di testa di ponte per l'Africa, specie in direzione di Cartagine e del Capo Bon. Non a caso Cicerone, questore a Lilibeo nel 76-75 a.C., la definisce splendidissima civitas. Divenuta municipio in età augustea, la città fu elevata al rango di colonia agli inizi del III secolo d.C. Dopo la metà del V secolo d.C., l'abitato prospiciente il mare viene progressivamente abbandonato e di seguito l'area viene occupata dalla necropoli. Dopo il regno vandalico, la storia registra una presenza greco-bizantina, di cui sono testimonianza due tombe con iscrizioni liturgiche rinvenute nella platea Elia. Dall'876 la città è sotto assedio degli arabi, la cui conquista culmina con l'incendio dell'890. Quindi l'area del parco viene definitivamente abbandonata e grazie a questo ha conservato intatta la sua stratigrafia archeologica. L'abitato si sposta nell'area contigua, dove in epoca normanna assumerà un impianto urbanistico regolare, cinto da mura, vedi il tracciato in rosso nella seconda foto, che verranno rafforzate con bastioni e baluardi dagli spagnoli nel XVI secolo. Scusate. Allora, nel corso del XX secolo furono costruiti sul lungomare Boeo alcuni stabilimenti vinicoli, tra cui l'edificio noto come Bagli Anselmi, oggi sede museale. Dopo un esproprio durato molti anni e concluso solo nel 1990 da parte dell'assessorato ai beni culturali della Regione Sicilia, che successivamente ha acquistato anche il contiguo Baglio Tumbarello, per destinarlo, nella visione del compianto professore Sebastiano Ettusa, all'archeologia navale. Nella prima bella foto, dove intravediamo in fondo l'immagine del Monte Erice, ai cui piedi si estende la città di Trapani, sono perfettamente individuabili, oltre all'area del parco, qui colorata da un magnifico prato verde, la chiesa di San Giovanni sulla destra e a seguire il Baglio Anselmi, la cui facciata meglio si vede nell'immagine sottostante, e anche il Baglio Tumbarello con la maestosa corte interna ripresa dalla terraferma verso il mare.
Il Museo del Parco di Lilibeo sorge nel 1986, ma già negli anni 70 era stato scelto come sede per la conservazione del relitto della nave punica, recuperato da Honor Frost. Completamente rinnovato nel marzo del 2017 con un progetto che ha riguardato tutta l'esposizione, ospita le più importanti testimonianze archeologiche dell'antica Lilibeo, in un percorso storico-archeologico che si snoda dalla Fenicia Mozia all'evoluzione e trasformazione nella città medievale che con gli arabi diventerà Marsala. Un pochino d'acqua? Ci può stare? Dall'ingresso del museo si dipartono due percorsi espositivi, l'uno a sinistra che illustra la città di Lilibeo, l'altro a destra dedicato a Lilibeo e il mare, con i rinvenimenti subacquei, la nave punica, la nave tardo-romana di Marausa e i relitti medievali recuperati nel litorale sud di Marsala. Scusate. Perfetto. Due oggetti iconici aprono la sezione dedicata alla città, che ci mostra la narrazione della sua storia attraverso i reperti provenienti dal mondo dei morti e dal mondo dei vivi. Il primo è la splendida statua rinvenuta nell'area archeologica ad est della chiesa di San Giovanni Battista al Boeo nel gennaio del 2005, che raffigura una Venere pudica, copia romana del II secolo d.C. di un originale ellenistico. È il simbolo della religione romana e l'espressione di una raffinata cultura artistica di matrice ellenistica. Il secondo è la tessera Hospitalis, un piccolo oggetto in avorio del I secolo a.C. di 4 cm per 11 di lato, che presenta su una facciata due mani destre che si stringono e sull'altra una iscrizione in greco che sancisce il patto tra un greco e un punico. Questo oggetto testimonia la composizione multietnica della città, dove convivevano pacificamente famiglie di origini diverse. Seguono i reperti, dalla preistoria al periodo tardo-romano, i corredi nelle vetrine delle necropoli puniche ed ellenistico-romane, oltre ai materiali provenienti dai cimiteri cristiani e dai luoghi di culto. Ma è certamente il secondo itinerario, Lilibeo e il mare, quello che cattura più attenzione, forse anche a causa della risonanza mediatica della battaglia dell'Egadi, che è stata capace di risvegliare la curiosità e l'interesse dei tanti non addetti ai lavori, affascinati da un racconto fatto bene e dal ritrovamento dei rostri, che hanno permesso l'individuazione del teatro dello scontro. Il percorso nell'itinerario subacqueo presenta anzitutto il porto antico di Lilibeo, ubicato a nord del promontorio di Capo Boeo, con importanti testimonianze degli intensi traffici in età ellenistica. Ma anche la statua di un guerriero di Romano imperiale viene esposto, e quindi in questa prima sezione si trovano delle anfore che vanno dal IV secolo a.C. al VII secolo d.C. e un tesoretto aureo di età ellenistica. La città di Lilibeo, proiettata sul Mediterraneo al centro di intensi traffici commerciali, era dotata di un vero e proprio sistema portuale. Un porto esterno situato a nord nella baia meridionale dello Stagnone, oggi detto Punta d'Alga, e due bacini ubicati a sud e a nord-ovest del promontorio lilibetano, strettamente legati all'impianto urbano, che possono essere apprezzati nelle immagini in basso a sinistra. Sono due ricostruzioni e l'altra è una vista aerea in cui si coglie ancora la presenza di uno dei due moli. Come a Cartagine, probabilmente anche a Lilibeo i bacini portuali erano destinati ad usi diversi. Commerciale, il porto a nord di Capo Boeo; militare, il bacino meridionale dello Stagnone, Punta d'Alga, che poteva accogliere molte navi da guerra, come in occasione della partenza dell'esercito di Scipione per l'Africa. Le prospezioni condotte nello sprecchio d'acqua di fronte alla marina del Circolo dei Canottieri, una missione dell'Università di Palermo e Oxford tra l'82 e l'83, hanno recuperato un centinaio di anfore da trasporto, puniche, greco-italiche, romaniche, africane, in parte esposte al museo, che testimoniano l'importanza di Lilibeo come emporio commerciale al centro del Mediterraneo.
ma è sicuramente il relitto della nave punica, la vera star del nostro museo. Entrando nella sala principale, al visitatore ne viene proposta una visione monumentale. Grazie all'allestimento rinnovato nel 2017, oggi la nostra nave è fruibile percorrendo una passerella che la rende accessibile anche ai diversamente abili. La nave fu scoperta nel 1971 nei fondali al largo della punta nord-occidentale dell'Isola Grande, meglio nota come Isola Lunga, che separa lo stagnone di Marsala dal mare aperto, non lontano dallo specchio di mare a nord di Levanzo, teatro della battaglia dell'Egadi, che il 10 marzo del 241 a.C. pose fine alla prima guerra punica con la vittoria dei Romani sui Cartaginesi. In tale occasione probabilmente la nave fu speronata ed affondata. Il relitto fu recuperato durante 4 campagne di scavo, dal 71 al 74, grazie alle missioni subacquee organizzate e guidate dall'archeologa inglese Honor Frost, che nell'ultima immagine vediamo intenta nella fase di ricomposizione. Honor Frost è stata una delle prime archeologhe marine ed è considerata da molti come una vera pioniera nel campo della ricerca subacquea. Emozionante la descrizione da lei fatta ricordando il primo avvistamento. Tra 2 mucchi di pietre di zavorra, un grande elemento ligneo, come non avevo mai visto prima, emergeva dalla sabbia, come la testa di un animale primordiale, coronato di erba. Si trattava evidentemente della presenza di un relitto sepolto. Questa bella immagine è stata tratta dal percorso virtuale realizzato dalla Honor Frost Foundation, presente nel nostro sito istituzionale, che vi invito a visitare, e per facilitarvi ho qui inserito il QR code. Ma ritorniamo un attimo ancora nella sala Honor Frost, che le è stata dedicata nel 2021 per i 50 anni della scoperta, per apprezzare meglio il nuovo allestimento museale, che consente un punto di vista ravvicinato dello scafo e la visione della ricostruzione della cambusa della nave, con le anfore binarie e resti di ceppi da fuoco per cucinare. Il relitto di Marsala rappresenta una testimonianza unica al mondo, che appunto ci racconta le tecniche costruttive e di prefabbricazione delle navi fenicie e puniche, già note attraverso le fonti. Ce ne parla Polibio, infatti. La struttura della nave, che probabilmente misurava circa 35 metri ed era larga poco meno di 5, è stata realizzata con la tecnica a guscio portante, tipica della carpenteria navale antica. Al primo elemento strutturale, la chiglia, erano agganciati i corsi di facciame attraverso elementi ad incastro, a tenoni e mortase. Successivamente veniva costruito lo scheletro, costituito da madieri e ordinate in alternanza regolare. La parte sommersa dello scafo era protetta da lamine di piombo, fissate con chiodi di rame che proteggevano il legno dall'attacco del tarlo marino. Su alcune parti della nave sono ancora visibili i segni geometrici di cantiere, con funzione di linee guida, e soprattutto le lettere dell'alfabeto fenicio-punico, dipinte, per consentire il veloce assemblaggio delle parti prefabbricate. La presenza di tali lettere ha indotto la maggior parte degli studiosi a riconoscere nel relitto una nave punica. La linea slanciata ha fatto supporre che si trattasse di una nave da combattimento a remi, ma recenti studi propendono per l'ipotesi che essa fosse propulsa sia a vela che a remi e che avesse la funzione di una nave militare ausiliaria, destinata ai rifornimenti delle navi da combattimento. Nella stessa sala, ai lati dello scafo, insistono delle vetrine. In quella di sinistra è esposto vasellame vario, riferibile alla dotazione di bordo, ma anche funi, corde intrecciate di diverso spessore, la graminacea, dalle cui foglie si ricava una fibra utilizzata per cordami, reti, panieri, carta, una ramazza di frasche. Ci sono poi anche steli di una pianta simile alla cannabis sativa e per finire resti di pasto. Tutti reperti che costituiscono importanti testimonianze della vita di bordo. Nella vetrina a destra sono esposti alcuni elementi strutturali, quali chiodi, lamine in piombo, pietre di zavorra e parti lignee che mostrano la tecnica di incastro a tenone e mortasa.
concludono l'esposizione della sala i pochi resti lignei recuperati, la prua per la precisione, di una nave gemella della nostra nave punica, denominata infatti Sister Ship, qui raffigurata all'atto del suo rinvenimento. Nell'aprile del 2019, nella sala adiacente a quella della nave punica, è stato completato l'allestimento di un'altra nave antica, che ha arricchito il percorso museale dedicato al mare. Si tratta di una nave oneraria, rinvenuta nei pressi dell'antica foce del fiume Birgi, corrispondente all'odierno litorale di Marausa. La fiancata destra del relitto è interamente ricostruita, quella sinistra, a scopo didattico, è stata disposta su un piano orizzontale, così come è stata rinvenuta. La Marausa I, come è stata chiamata, navigava nel Mediterraneo alla fine del III secolo d.C., trasportando anfore africane colme di derrate alimentari. Era una delle tante imbarcazioni commerciali, simbolo della potenza economica di un impero globale e florido come quello romano. Forse un errore di calcolo o una disattenzione nella manovra d'ingresso al fiume Birgi ne causarono l'affondamento nei bassi fondali a Marausa, fra Marsala e Trapani. Questo litorale, di fronte alle isole Egadi, occupa una posizione geografica di collegamento tra la costa africana e la Sicilia, importante nell'antichità, sia dal punto di vista strategico militare che commerciale. Resti di antiche banchine portuali attestano la presenza di uno scavo fluviale in prossimità dell'antica foce del fiume Birgi, navigabile in antico. Marausa I è rimasta per 17 secoli a pochi metri dalla spiaggia, sino al 1999, quando 2 subacquei, membri dell'Archeoclub di Trapani II, la rinvennero, individuando alcuni elementi lignei dagli stessi immediatamente riconosciuti come parti di un relitto. Nello stesso anno, in seguito alla segnalazione alla Soprintendenza di Trapani, Sebastiano Tusa, allora responsabile della sezione archeologica, condusse un'indagine subacquea, seguita dalla campagna archeologica del 2000, che confermò l'importanza della scoperta. Una nave oneraria di dimensioni notevoli per l'epoca, costruita con il metodo del guscio portante, giaceva a 2,50 metri sotto il livello del mare. Era ben conservata, grazie al fango e alla posidonia che l'avevano ricoperta, e meritava di essere recuperata. Sì. Un attimo ancora. Non mi soffermo quindi sulle immagini del relitto della nave, e anche sulle immagini, mi hanno detto di avere poco tempo, e sulle immagini degli oggetti che arricchiscono anche la stessa sala, con i reperti che sono stati recuperati, cui si aggiunge anche un apparato multimediale molto ricco, un sistema di realtà aumentata, pannelli didattici e illustrativi. Queste sono immagini invece di alcune anfore recuperate sempre al Lido Signorino, però di periodo medievale. Una nuova avventura adesso ci attende, come vi ha raccontato appena adesso il dottore La Rocca. È stata un'emozione incredibile vedere navigare il relitto di Marausa II, ed è stato bellissimo vederla doppiare Capo Boeo e passare proprio davanti al Baglio Anselmi al tramonto. Queste sono le immagini quando l'abbiamo vista dopo non pochi patemi arrivare al molo. Aspetta, scusate, che io intanto mi ero fermata, ecco, è arrivata al molo, e vederla entrare nel nostro museo è stato ancora più emozionante, e così vederla poi allocare all'interno della vasca approntata. Adesso si pone il problema di che cosa farne di questa struttura. Noi un'idea di questa nave, noi un'idea ce l'abbiamo. In effetti il Baglio Tumbarello, che è contiguo al Baglio Anselmi, è stato acquistato nella visione di Sebastiano Tusa proprio per essere dedicato al museo del mare, e quindi potrebbe essere l'ultimo porto per il nostro relitto. Infatti all'interno di questo c'è un locale immenso
dove giace un allestimento non concluso che penso potrebbe essere perfetto per contenere i nostri 3 relitti in sequenza cronologica, in quello che io amo definire l'arsenale dei legni antichi. Il nostro museo così potrebbe connotarsi quale centro più importante della Sicilia e non solo, per il numero di tipologia di relitti navali esposti. Se accadrà, spero di potervene dare testimonianza. Quindi ringrazio tutti quanti, ringrazio la Fondazione Monteprama per la bellissima accoglienza che ci ha riservato, ma anche per l'ottima organizzazione e per essere i catalizzatori di un nuovo modello di promozione dei beni culturali, segno di una interessante anche visione sulla divulgazione dei saperi. Grazie per la vostra attenzione. Grazie direttrice, è stato un viaggio emozionante anche questo, anche come continuum con quanto abbiamo visto prima. Io mantengo la promessa, ragazzi, avete 10 minuti, invito quindi voi e invito i professori a rispettare questi tempi, perché se ci riusciamo, così come ci eravamo proposti, entro le 13, diciamo, o giù di lì, riusciamo a chiudere la mattinata. Quindi insomma, a voi.